Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 del Libero Consorzio Comunale nel corso di una seduta che ha registrato anche il via libera ad un emendamento di 120.000 euro proposto dalla terza commissione presieduta dal sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino per il completamento del progetto esecutivo Aeroporto di Agrigento. Un'altra spinta dunque verso la realizzazione di un'opera fortemente voluta dagli agrigentini e da una parte consistente del mondo politico, presenti numerosi sindaci della provincia collegati anche da remoto. Dopo una illustrazione fornita dal dirigente del settore contabile Fabrizio Caruana si è sviluppato un dibattito che ha portato all'approvazione dello strumento finanziario e alla sua immediata esecutività. Approvazione avvenuta all'unanimità dei voti espressi dai sindaci presenti. Da sottolineare le spese per gli investimenti destinate in prevalenza ad interventi sulla viabilità interna, alle infrastrutture stradali, all'edilizia scolastica provinciale, al funzionamento delle scuole superiori, nonché i progetti avviati e finanziati con il PNRR ed altri emendamenti sulla salvaguardia della fascia costiera e sulla manutenzione delle scuole superiori della provincia. L'approvazione entro il 2023 dello strumento contabile, ha dichiarato il commissario, è un fatto assolutamente eccezionale e consentirà nell'immediato di affrontare le numerose questioni emergenziali e di programma dell'intera comunità agrigentina.